In Consiglio regionale si celebra la Giornata della Memoria 2017. Toccanti le testimonianze su Shoah e Desaparecidos da parte di Enrico Calamai e Vera Vigevani Yarak. Mai più il silenzio, mai più guardare dall'altra parte, non essere indifferenti e sostanzialmente essere solidali. Per tanti fenomeni attuali mettiamo frontiere, mettiamo muri. Presente in Consiglio regionale la classe quarta A del Liceo Torelli di Fano, che ha illustrato il progetto sul negazionismo, vincitore del concorso nazionale del MIUR su I giovani incontrano la Shoah. È stato un progetto che ci ha lasciato molto, in quanto noi del negazionismo non sapevamo quasi niente e abbiamo iniziato a studiare, a leggere e ci siamo informati tanto. Poi eravamo divisi in diversi gruppi, quindi siamo riusciti a coprire molti campi dell'argomento e poi insieme abbiamo rielaborato tutte le idee e creato la valigia. Oggi tanti giovani qui hanno rappresentato un segno di speranza e credo che questa iniziativa, così come tutte le altre iniziative che abbiamo messo in piedi in questi giorni per ricordare il giorno della memoria, servano proprio a sensibilizzare un nuovo approccio, a sensibilizzare una nuova cultura.